L'importante è migliorare e ridurre ancora questi impegni, perché secondo me ormai siamo un po' fuori da quello che è la pandemia del 2020-2021. Bisogna darsi un po' di libertà, dar stimolo che le attività lavorino. C'è un bel sospiro, adesso sì. Speriamo che proceda così. Se questa è una cosa definitiva, ottimo, se fra un mese ricominciamo, non si sa, insomma. Quindi lei dice ben vengano ma con cautela. Ma sì, certo, comunque le cautele. Credo sia arrivato il momento, dopo 2 anni, di respirare senza mascherine. È così che i vicentini dicono addio allo stato d'emergenza Covid. Dopo 2 anni è arrivato il giorno in cui si alleggeriscono gradualmente le restrizioni, a partire dagli obblighi legati al Green Pass e Super Green Pass, obbligo destinato al momento a non scomparire del tutto, ma ad incidere in misura minore sulla quotidianità. Il certificato verde non sarà più necessario per accedere a uffici pubblici, banche, poste, per entrare nei negozi, tabaccherie comprese, né per salire a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale. SVT fa sapere che fino a domani sono garantite tutte le corse integrative per il servizio scolastico e da lunedì 4 ne rimarranno attive 21, individuate in base all'analisi dei carichi delle corse attuali, con destinazione e partenza dalle località che accolgono plessi scolastici particolarmente frequentati. Pertanto l'invito agli utenti a verificare sul sito gli orari aggiornati e le corse attive. Addio al Green Pass anche nei locali e ristoranti all'aperto, mentre quello rafforzato resterà in vigore fino al 30 aprile per centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi ed eventi sportivi al chiuso. Si può pranzare fuori, ovviamente tempo permettendo, mentre all'interno abbiamo ancora bisogno del Green Pass comunque base o comunque di un tampone. È una piccola apertura, ho visto già comunque un po' di movimento, c'è già dei clienti soddisfatti, c'è già un po' di chiamate, per cui speriamo bene, incrociamo le dita. Speravamo un'apertura totale, quello senz'altro. Ovvio che piuttosto di niente è meglio piuttosto, come si suol dire. La gente per conto mio è spaventata sì da questa ricomparsa del Covid, ma soprattutto gli aumenti che si risentono nel portafoglio.